Questa ricotta è fatta con le mandorle. Ti sembrerà difficile farla, ma non è così. Ti bastano mandorle, acqua, sale e un po' di succo di limone. Semplice semplice. 100 grammi di mandorle, mezzo litro d'acqua freddissima, 5 grammi di sale, 5 grammi di succo di limone. Tutto in macchina. Andiamo! Togliamo tutto dalla macchina e lo passiamo direttamente dallo chinois al tegame. Questo è il nostro latte di mandorla sul fuoco. Il latte di mandorla comincia a fremere e avviene una leggera cagliatura. Pronti, andiamo nel panno. Lasciamo che il siero percoli. Se vogliamo realizzare il cacio ricotta basta aggiungere il doppio di succo di limone e poi lo mettiamo a seccare intorno ai 55-60 gradi. Premete nel telo, il liquido scorrerà via. Raccogliamo i nostri fiocchi di ricotta. Aspettiamo che coli un poco, togliamo dal panno e cambiamo contenitore, qualcosa di più consono a una ricotta. Eccolo qua. Raccogliamo i fiocchi, mettiamo dentro, così. Questa la lasciamo 2 giorni in frigorifero, 3 gradi, 5 gradi, non di più, e poi sarà pronta per essere utilizzata. Mi raccomando, raga, dopo la ricotta vegana, fate i bravi.